Allora, sempre in diretta, sempre da Valeggio sul Mincio, come vedete Vinitaly and City a Valeggio sul Mincio, il fuorisalone del vino, una serata di anteprima, da domani parte il Vinitaly e siamo qui con un produttore importante che questa sera ci ha deliziato della sua ospitalità, ma soprattutto della presentazione di una iniziativa importante, perché tutti coloro che saranno qui a Valeggio e saranno qui nel ristorante, che ristorante siamo, Franca? Siamo al ristorante di Valeggio, La Borsa di Nadia, dove nel cuore proprio di Valeggio, dove lei è una professionista e regala questo dono che ha, questo tortellino d'amore. Prima ci ha raccontato veramente una storia bellissima, una storia che vede protagonista anche il signor Antonio Zaccheo. Sì, è una storia bellissima perché per una serie di motivi. Prima di tutto perché è una storia che si dilunga nel tempo per molti anni, perché nasce negli anni 70 e quindi parliamo di una storia che ha più di 40 anni. E ovviamente quando questa storia è iniziata io avevo 40 anni di meno, anche la mia azienda aveva 40 anni di meno e quindi non aveva a quei tempi neanche, se mi posso permettere, il peso che magari l'azienda ha oggi. Però venivo già al Vinitaly, che all'epoca era una manifestazione molto ma molto più piccola e ridotta di quanto non lo sia oggi. È difficile addirittura immaginarlo quanto piccolo fosse all'epoca e quindi venivo qui carico di speranze nel tentativo appunto di acquisire quelle fette di mercato che pure c'erano. E devo dire che in tutti questi anni poi il tempo e la costanza ci ha dato ragione. La mia azienda, la Carpineto, un'azienda toscana, è cresciuta moltissimo, però con grande gioia devo dire che è cresciuto moltissimo anche questo luogo che è la Borsa. Ma io volevo in qualche modo, facciamo una carta di identità della Carpineto, dove la troviamo, quanti ettari, dammi alcune informazioni che i nostri spettatori si aspettano. Allora, la Carpineto, per fare un resumé finale di 50 anni di lavoro, oggi conta su 5 aziende, tutte quante sul territorio toscano, perché il nostro desiderio era di rimanere in Toscana, mettendo insieme le denominazioni toscane più importanti. Quindi abbiamo circa 500 ettari di terreni, oltre 200 ettari di vigneti nel Chianti Classico, nel vino nobile e nel Brunello, oltre a poi un'azienda nella Maremma toscana e nell'Alto Valdarno. Però dato che qui parliamo di una televisione veneziana o veneta, ci tengo a sottolineare un fatto anche simpatico, ed è proprio questo connubio che c'è stato tra me e un mio socio che purtroppo devo dire devo passare al passato remoto perché purtroppo è scomparso l'anno scorso, che era bellunese. Quindi io che sono di origini pugliesi e questo signore di origini bellunesi che si era diplomato alla scuola di enologia di Conegliano ed era uno dei primissimi all'epoca che erano stati licenziati da quella scuola, ci siamo messi insieme e sognando abbiamo incominciato nel Chianti Classico e tra un grappino e l'altro la sera ipotizzavamo quali potessero essere gli sviluppi. Li abbiamo raggiunti e questo ovviamente mi inorgoglisce molto, ma mi rattrista il fatto che lui non ci sia più. Però devo dire che ha lasciato tracce di sé in maniera consistente perché sua figlia è enologa anche lei ed è bravissima come lui. Possiamo ricordare anche i loro nomi? Certamente, lui si chiamava Giovanni Carlo Sacchetti, anzi lui è nato proprio a Longarone e la sua famiglia si è salvata dalla tragedia del Vajont
semplicemente perché la frazione dove loro vivevano era su un lato, un costone della collina, piuttosto che nella valle. Quindi questa è la storia, è un paese di gelatai che ha generato un grande enologo. Continua a lavorare con voi? La figlia è socia dell'azienda, la sua famiglia, ed ha ereditato dal padre le stesse attitudini. È una storia molto bella, devo dire. L'azienda importante che appunto è come si può dire, una serie di aziende, un'azienda che è una serie di aziende, toscana, tutte le denominazioni, e in più avete questa amicizia, vi ha portato a dedicare un vino a questa delizia del nodo d'amore, no? Beh, questa è un'idea che è nata dopo veramente, perché ovviamente quando si viene in Veneto, poi in Italia, diciamo la verità, ancora per i consumi di vino siamo abbastanza campanilisti, no? Quindi vendere del vino toscano qui in Veneto è un po' un'impresa ardua, come è difficile sarebbe vendere un Amarone a Firenze. Però dati i rapporti, data l'amicizia e data anche il connubio, diciamo, gustativo tra un vino morbido e abbastanza adattabile, è un tortellino che ha dei gusti moderati, pur essendo saporito, ma non con eccessi di sapori che possono disturbare. Il connubio è perfetto. Ovviamente queste combinazioni sono aperte anche ad altri vini, però già mi fa piacere aver aperto una breccia in questo muro veneto. In realtà anche qui i nostri vicini hanno scelto il vostro vino perché proprio per l'abbinamento che hanno fatto anche loro, quindi è sui tavoli. Appunto, abbiamo aperto un'altra breccia, ma ce ne vogliono ancora. D'altra parte è anche vero che siamo nella zona delle grandi battaglie del Risorgimento, quindi vediamo di sfondare questo muro. Quindi Grande Vinitali, quindi la possibilità di venire a trovarvi nel vostro stand. Lei si ricorda dov'è? Allora, il corridoio non me lo ricordo, però siamo nel padiglione numero 7, quindi sì. Ricordiamo tutti, siccome siamo in diretta, che da domani fino a mercoledì siete in fiera, possono venire a degustare i vostri vini, le vostre produzioni nel padiglione 7, cercano il padiglione Carpineto, immagino. Com'è, grande, piccolo? Beh, il padiglione è abbastanza grande, anche perché siamo in un gruppo con altri 6 produttori di varie regioni, tutti importanti, c'è anche qualche veneto, c'è per esempio la ditta Villa Girardi dei fratelli Tommasi, c'è Bisol del Prosecco, quindi siamo in buona compagnia. In buona compagnia di veneti. Ci sono grandi produttori, uno di questi siete anche voi, andate a degustare questi vini, si scopre sempre qualcosa di interessante. Sicuramente, quindi se avete tempo venite a trovarci, sicuramente potete fare un panorama di enologia in giro per il nord Italia. Grazie ancora della sua disponibilità e della sua ospitalità. Gentilissimi, grazie a voi, grazie.